C'è da aspettarsi che quello che è successo a Mogliano dilaghi anche in altri comuni dopo le elezioni regionali, che la Lega abbia pretesa di maggior peso? Ma assolutamente no, quello che è emerso in questi giorni a Mogliano Veneto è una questione prettamente moglianese e le segreterie di Lega e di Fratelli d'Italia a livello provinciale, ma anche di Forza Italia, che hanno comunque un rapporto di dialogo assolutamente costante e costruttivo e trasparente. Se ci sono degli elementi di tensione andranno comunque ad affrontarli al momento opportuno. Il caso Mogliano resterà nei confini comunali, lo assicura il numero 1 provinciale della Lega dopo la scossa arrivata nelle ultime ore con la nota del segretario cittadino Carlo Albanese, una richiesta di più spazio nella giunta guidata dal meloniano Davide Bortolato dopo il risultato schiacciante del Carroccio sugli alleati alle regionali. Iniziativa personale di Albanese, sottolinea Coin, per fugare i sospetti che quella nota fosse stata avvallata dal provinciale. Indubbia espressione di un malessere esistente, racconta ancora Coin, inevitabile visti i trascorsi di Bortolato in Lega e il suo dio polemico al Carroccio prima di approdare a Fratelli d'Italia. Per il leader veneto dei meloniani De Carlo, un caso di sbornia da regionali. Tutto riconducibile a un po' di entusiasmo post voto, ma insomma credo che rientri tutto nell'alveo delle normali dialettica politica. Se avessimo dovuto discutere durante i rapporti di forza dopo le europee avremmo dovuto avere tutti i sindaci, ma insomma la politica è un'altra cosa, insomma credo che tempo al tempo poi tutte le cose si sedimentino e certi entusiasmi, così come certe delusioni, magari lasciano spazio invece a quello che è il mandato che abbiamo ricevuto anche a Mogliano dai cittadini per governare la città. Sia per De Carlo che per Coin non c'è pericolo di crisi di maggioranza a Mogliano. Il segretario provinciale si è confrontato con il commissario di Fratelli d'Italia Emanuele Loperfido e con lo stesso Albanese, al quale rimprovera sicuramente modalità e tempistica fuori luogo. Riteniamo tutti i componenti di centrodestra, del segretario di centrodestra, che questo non sia il momento per affrontare una problematica che comunque di fatto di squilibrio esiste, ma con la giunta regionale in via di definizione e con altri equilibri da trovare, ad esempio anche nel rinnovo della prossima provincia, dell'ente provincia, insomma ci sia del tempo per poterle affrontare. Si è aspettato fino ad ora, aspettare qualche altra settimana non credo sia assolutamente un problema. Già, perché le partite tra Lega e Fratelli d'Italia non sono finite con le regionali. Prima delle amministrative di primavera, infatti, all'orizzonte c'è il rinnovo della provincia e Fratelli d'Italia spinge proprio per Davide Bortolato come candidato alla presidenza dell'ente per il dopo Stefano Marcon. I meloniani, dopo aver accettato a denti stretti di non avere il candidato governatore del Veneto, non vogliono cedere il passo anche su questo. Tocca a Fratelli d'Italia stavolta. Beh, a noi piacerebbe, se gli alleati sono d'accordo, abbiamo nomi validi, tra questi quello di Davide che abbiamo fatto prima, sindaco di Mogliano, un comune